Maddalusa ha vinto, anche quest'angolo di Agrigento è tra le bellezze tutelate e valorizzate dal FAI. Ad ottobre la direzione artistica del Mandorlo in Fiore veniva affidata a Cantone, ma l'evento salta anche quest'anno, siamo al terzo rinvio. A Mazara del Vallo la convention nazionale degli Azzurri con Berlusconi che chiude una 3 giorni importante per equilibri e nuovi assetti politici. Fontanelle infangata, i disagi e i disservizi che si creano nel quartiere agrigentino dopo il maltempo. Ieri era la giornata dei poveri voluta da Papa Francesco, ma anche del diabete istituita dall'OMS. Calcio, l'Acragas pareggia, basket la Fortitudo continua a vincere, volley ennesima sconfitta per la SEAP. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Scoperta e inaugurata la targa che classifica ufficialmente il boschetto di Maddalusa d'Agrigento come luogo del cuore del FAI, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolto domenica 14 presso il boschetto di Maddalusa a San Leone di Agrigento la cerimonia di apposizione della targa ai luoghi del cuore FAI, alla presenza del delegato di Agrigento, avvocato Taibi, del sindaco Miccichè e di altre autorità. L'iniziativa, voluta fortemente da Adriana Iacono e Alessandro Tedesco, delegati FAI, scaturisce dal risultato che ha visto raggiungere l'area di Maddalusa posizionandosi al 131esimo posto con 3.012 voti del censimento nazionale dei luoghi del cuore, progetto che mira alla sensibilizzazione del valore del nostro patrimonio, che permette ai cittadini di segnalare al FAI i luoghi che andrebbero non dimenticati, anzi da ricordare. È il caso del boschetto di Maddalusa a San Leone. Un lavoro paziente, un lavoro coraggioso quello che facciamo con la delegazione, non facile, siamo un gruppo di volontari, però ci stiamo impegnando tanto e adesso cercherò di parlare anche di questo. Dicevo, il lavoro tra associazioni e istituzioni è fondamentale, noi riteniamo che possa essere anche la chiave di volta, cioè proprio lo sviluppo economico anche possa partire da questa collaborazione. Noi dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo abituare i nostri bambini, i nostri figli, chi ci sta accanto, dobbiamo educarli a rispettare l'ambiente. Diciamo è stato un lavoro complesso, articolato e siamo riusciti a portare avanti grazie anche al supporto del comitato Maddalusa. Monte Lusa, che non è altro che questo monte qua dietro. Questo è il monte Lusa, dove c'è la costruzione ex Pantalena. Questo è il monte Lusa. E Maddalusa viene da lì. Lì c'era una cava meravigliosa. 1, 2. Scopriamo. Ecco! Annullata per il terzo anno la festa del Mandorlo in Fiore ed il Festival internazionale del folklore ad Agrigento, la kermesse che festeggia l'avvento della primavera, la fioritura anticipata dei mandorli, la pace e la concordia tra i popoli, è stata annullata nella prospettiva del perdurare delle condizioni Covid poco ideali, non solo in Italia ma anche e soprattutto all'estero. Non ci sarebbero le condizioni di serenità e sicurezza. A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, si è svolta la convention nazionale di Forza Italia, a cui è intervenuto anche Berlusconi in videoconferenza, annunciando tra l'altro il sostegno al governo Draghi fino alla scadenza della legislatura nel 2023. Il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè è intervenuto invece in riferimento alle elezioni regionali dell'autunno 2022. Arturo Cantella. Positivo il bilancio della 3 giorni di Forza Italia che si è svolta a Mazara del Vallo. È stato straordinario vedere in queste 3 giornate oltre 1000 accrediti. Era presente la deputazione regionale e nazionale insieme alle delegazioni delle singole province, gli amministratori locali, molti imprenditori e professionisti. Davvero un grande momento di un partito e di una comunità politica che crede nei propri valori e che ha anche delle responsabilità notevoli nella rinascita e nel riscatto nella nostra regione e del nostro paese. Questo quanto ha affermato il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè, quindi in collegamento con il leader di Forza Italia Berlusconi, che ha affermato alla propria platea presente a Mazara del Vallo: complimenti per la kermesse, avete rivendicato l'identità e i valori del partito. Forza Italia centrale nel governo del paese, continua Berlusconi.
Eccolo, Presidente, buongiorno. Allora Gianfranco, complimenti anche da parte mia, mi hanno telefonato in tanti, mi hanno detto che è venuta fuori una bellissima convention e quindi vi faccio tanti complimenti e mando a tutti voi un saluto davvero affettuoso. E sono stati 3 giorni nelle quali avete rivendicato l'identità di Forza Italia, l'orgoglio dei nostri valori, l'orgoglio della nostra coerenza, l'orgoglio della nostra storia. Forza Italia, lo sapete, è una grande forza politica nazionale che al Sud ha ottenuto e continua ad ottenere molti dei suoi risultati migliori. Questo centrodestra in Italia lo abbiamo inventato a noi nel 1994 con la nostra discesa in campo, discesa che ha cambiato per sempre i connotati della politica nel nostro Paese. Il futuro, io ne sono sempre più convinto, è e sarà dell'unica forza politica che sappia rappresentare in Italia le idee liberali, i valori cristiani, la fiducia nell'Europa, la cultura delle garanzie per tutti i cittadini. E questa forza politica siamo noi, si chiama questa forza Forza Italia. La crisi sanitaria ed economica senza precedenti ci ha imposto soluzioni straordinarie, ci ha imposto cioè un governo di unità nazionale per il quale ogni forza politica ha responsabilmente messo da parte i temi identitari, i temi più divisivi. E i risultati, lo vedete, sono eccellenti. Noi siamo i primi sostenitori di questo governo che del resto ha seguito e continua a seguire molte delle nostre proposte. La campagna vaccinale fin qui è stato un grande successo e insieme al Green Pass, che io preferisco chiamare col suo vero nome per quello che cos'è, certificato sanitario, ha consentito finora di controllare la 4ª ondata della pandemia. Farà il candidato alla regione chi più lo merita, sarà candidato alla presidenza della regione certamente una persona che è quella più voluta dalla gente. Ognuno ha le sue idee da questo punto di vista. Ci sono alcuni nostri partiti che ritengono che le persone più siano sovraniste e più piacciono. Ce ne sono altri, come me, che ritengono esattamente il contrario, ma non ha importanza. Siamo una coalizione con alcune contraddizioni, ma con tanti punti in comune, con tanti punti di vicinanza, per cui è su quelli che baseremo la nostra forza. Chi sarà il candidato lo vedremo, ripeto, io sono molto fiducioso perché comunque dobbiamo vincere. Comunque dobbiamo andare tutti insieme. Le ultime dichiarazioni del Presidente Musumeci mi hanno molto soddisfatto, ha finalmente abbandonato quell'idea un po' arrogantella sul fatto che sono candidato punto e basta, si è messo anche lui nelle mani dei partiti e secondo me è la cosa più bella che può succedere. Stiamo lavorando affinché il governo della regione siciliana, la Sicilia, riesca a partecipare con le carte in regola a questa nuova fase che si apre per il Paese, che è quella del PNRR. Il nostro lavoro in queste settimane è dedito a dare alla Sicilia, ai siciliani, soprattutto ai giovani, la possibilità di poter entrare nella pubblica amministrazione. Oggi la regione siciliana ha tantissimo bisogno di nuove energie, di nuove intelligenze, e in questo senso e con la finanziaria siciliana sono stati finanziati 300 figure di tecnici esperti per dare un supporto importante alla pubblica amministrazione regionale e ai comuni. E dall'altro lato, come governo della regione siciliana, stiamo partecipando anche ai cosiddetti 1000 esperti del DPCM nazionale, di cui circa 83 saranno destinati alla regione siciliana e ai comuni della regione siciliana, appunto affinché i comuni possano partecipare alla progettazione del PNRR. Si apre una fase, una stagione assolutamente nuova.
Una stagione nella quale ci dobbiamo mettere diciamo, dietro le spalle la fase del ripianamento e del risanamento finanziario e la fase nuova nella quale andare a modificare l'accordo Stato-Regione che ancora vincola la possibilità di nuove assunzioni da un lato e dall'altro lato appunto l'apertura della pubblica amministrazione ai giovani di cui questa terra ha grandissimo bisogno. Degrado a Fontanelle. Ad Agrigento il viale Sicilia è invaso da fango e detriti, lamentele da parte dei residenti, dei commercianti, ma anche la viabilità è a rischio. Il servizio è di Eugenio Cairone. Torna il fango a Fontanelle nel viale Sicilia, all'angolo con via Serra Ferlicchio, dove non si è ancora intervenuto per evitare che dalla campagna circostante scivoli ad ogni pioggia un ammasso di fango, come è successo con il maltempo dei giorni scorsi e come dimostrano le immagini. Praticamente si va avanti così da un decennio, da quando cioè sono cominciati i primi problemi per gli abitanti di Fontanelle. Dal comune di Agrigento neppure un segnale di pericolo per gli automobilisti, così come inutilmente si è atteso l'arrivo degli operai per liberare la trafficata strada dalla fanghiglia e dai detriti. A lamentarsi per l'incresciosa situazione sono i clienti del negozio di frutta e verdura ubicato nel viale Sicilia, clienti che non possono fermarsi per fare la spesa visto che attorno al negozio c'è solo fango. Naturalmente a risentirne parecchio è il gestore dell'esercizio commerciale che rischia di chiudere se dovesse piovere ancora. A quanto pare sono diverse le segnalazioni fatte, tutte inutilmente, visto i risultati. A rischiare maggiormente sono i ragazzi in motorino, soprattutto di sera, considerato che non c'è, come detto, alcun segnale che indichi il pericolo. E non mancano le polemiche riferite all'ultima allerta meteo e all'invito del prefetto di Agrigento a non uscire di casa. Perché, ci si chiede, nessuno si preoccupa del dopo, ovvero delle conseguenze lasciate dal maltempo con la città che vive nella precarietà assoluta, come nel nostro caso. Un malvivente con il volto coperto da un cappuccio e dalla mascherina Covid, armato di pistola, ha messo a segno una rapina in una sala scommesse in via 4 novembre a Favara. È successo sabato pomeriggio. L'individuo si è fatto consegnare l'incasso, circa 1.000 euro, poi è fuggito. Scattato l'allarme sul posto ai carabinieri della tenenza di Favara che hanno avviato le indagini. Avrebbero già visionato le immagini di impianti di videosorveglianza collegati lungo la strada per cercare di risalire all'autore. Andiamo adesso a Raffadali, dove un 57enne del luogo si aggirava per il paese con una pistola priva di matricola. È stato arrestato dai carabinieri. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. I carabinieri della stazione di Raffadali, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all'arresto di una persona di 57 anni del posto, bracciante agricolo, coniugato, sorpreso mentre si trovava in giro per il paese con addosso una pistola Beretta calibro 7,65 priva di matricola, comprensiva del serbatoio inserito contenente ben 8 cartucce. L'uomo, sprovvisto di autorizzazione al porto di pistola, aveva con sé altri 3 caricatori contenenti ciascuno ulteriori 8 proiettili. L'arma era perfettamente funzionante e pronta all'uso. La successiva perquisizione domiciliare, estesa presso l'abitazione dello stesso, ha consentito di rinvenire altre 19 cartucce e svariati bossoli già esplosi. L'arma e il relativo munizionamento sono stati sequestrati per essere sottoposti a relativi accertamenti balistici che stabiliranno l'eventuale coinvolgimento dell'arma in episodi delittuosi. L'uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto operato per l'ipotesi di reato di porto abusivo di arma clandestina. I carabinieri stanno proseguendo nelle indagini al fine di accertare le motivazioni che hanno indotto l'uomo ad andare in giro armato con la pistola.
I carabinieri della stazione di Menfi e di Santa Margherita di Velice hanno arrestato e domiciliare un uomo di 42 anni, originario della Calabria ma residente a Mazara del Vallo, con precedenti di polizia, e hanno denunciato a piede libero un altro uomo di 27 anni, anche lui residente a Mazara del Vallo. I due sono ritenuti responsabili in concorso tra loro di tentato furto a danno del bar Royal a Menfi. Intorno alle 2:30 è scattato l'allarme installato nel bar. I carabinieri sono subito intervenuti e insieme ai metronotte hanno sorpreso i due intenti a rovistare tra la merce esposta. Sono fuggiti. Il 42enne è stato subito raggiunto e acciuffato. L'altro, il 27enne, è stato rintracciato poche ore dopo a piedi lungo la statale 115 in direzione Castelvetrano. Non hanno rubato nulla ma provocato danni per circa 500 euro forzando l'ingresso del bar. A Palma di Montechiaro, la notte tra sabato e domenica, in via Primo Maggio, un'automobile si è ribaltata danneggiando una tubatura del gas. Il conducente, verosimilmente insieme ad altri passeggeri, ha rigirato l'automobile per poi dileguarsi. I poliziotti del locale commissariato hanno subito effettuato degli accertamenti ai pronto soccorso degli ospedali di Agrigento e Licata, ma nessun ferito è stato riscontrato. Ovviamente tramite la targa si risalirà al proprietario, dopodiché si faranno delle verifiche sul conducente. La Procura di Agrigento, tramite il pubblico ministero Chiara Bisso, ha disposto la citazione diretta a giudizio, scavalcando il filtro dell'udienza preliminare a carico dell'ex sindaco e consigliere comunale di Agrigento Calogero Firetto e del fratello Mirko, imputati di alcune presunte irregolarità urbanistiche relative al castello Colonna Ioppolo Giancaxio, adibito a struttura ricettiva, di intrattenimento e ristorazione gestita dalla società della famiglia Firetto. La prima udienza è in calendario il prossimo 14 gennaio. I difensori, gli avvocati Angelo Farrugia, Gaetano Caponnetto, Vincenzo Caponnetto e Antonino Reina, hanno facoltà di scegliere un rito alternativo. Temo che soprattutto negli ultimi anni si siano formate anche al di fuori o trasversalmente alle correnti delle cordate attorno a un procuratore o un magistrato particolarmente autorevole, composte da ufficiali di polizia giudiziaria ed esponenti estranei alla magistratura che pretendono, come fanno le correnti, di condizionare l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'intera magistratura. A dirlo è il togato del CSM Nino Di Matteo, ex PM del processo trattativa, intervistato da Andrea Purgatori ad Atlantide, trasmissione andata in onda sulla 7. Con l'appartenenza alle cordate, prosegue ancora Di Matteo, vieni tutelato nei momenti di difficoltà, la tua attività viene promossa e vieni sostenuto anche nelle tue ambizioni di carriera e l'avversario diventa un corpo estraneo da marginalizzare, da contenere, se possibile da danneggiare. E in fondo, aggiunge, la logica dell'appartenenza è molto simile alle logiche mafiose. È il metodo mafioso che ha inquinato i poteri, non solo la magistratura. Secondo Di Matteo, il sistema delle correnti del quale Palamara era solo una pedina, al quale si affianca quello delle cordate. È solo uno schiaffo al sacrificio di ben 28 magistrati uccisi dalla criminalità organizzata e dal terrorismo come Falcone e Borsellino, che gli stessi appartenenti al sistema fingono di onorare e utilizzano la loro tragica morte per attaccare i magistrati ancora oggi vivi, come la politica che ha rinunciato alle sue responsabilità per usare i magistrati come alibi. E sottolinea ancora Di Matteo, sta discutendo una pessima riforma della giustizia presentata dallo stesso ministro Marta Cartabia, che rischia di mandare in fumo tanti processi. Da pochi giorni è uscito il libro Nemici della giustizia, scritto proprio da Di Matteo con il giornalista Saverio Lodato. Dopo recenti gravi scandali, la fiducia nella magistratura come istituzione è stata fortemente compromessa, secondo lo stesso Di Matteo, tanto da imporre quella riflessione sul Consiglio Superiore della Magistratura, utile a capirne i rapporti di potere. Nino Di Matteo, magistrato protagonista della lotta alla mafia, eletto al CSM nel 2019, rompe così il silenzio. Con questo libro sfera un attacco frontale alle tante degenerazioni del sistema giustizia in Italia, analizzando con parole finalmente chiare il rapporto tra magistratura e potere e chiedendosi se e come sia ancora possibile recuperare la fiducia dei cittadini nella magistratura. In un incalzante dialogo con Saverio Lodato vengono affrontate le questioni
questioni più spinose sul tappeto della riforma Cartabia con le sue storture giuridiche, ai quesiti referendari, dalla degenerazione, dell'correntismo e rapporti distorti con la politica, dei pericoli per l'indipendenza della magistratura, allo strapotere del partito degli avvocati in Parlamento, pagine che una dopo l'altra esprimono così la convinzione che la stessa magistratura può e deve tornare a ispirarsi ai Ieri valori 14 fondamentali, novembre la quella, quinta edizione l'unica della giornata Costituzione mondiale italiana. dei poveri, iniziativa fortemente voluta da Papa Francesco per sollecitare la Chiesa e i fedeli a uscire per incontrare la povertà nelle varie accezioni in cui nel mondo moderno si manifesta. Il tema scelto per promuovere la giornata di quest'anno viene dal Vangelo di Marco: i poveri li avete sempre con voi. In occasione della giornata l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha consegnato ad un video il suo messaggio alla Chiesa agrigentina. Vediamolo. 14 novembre 2021, quinta giornata mondiale dei poveri. Il tema, un versetto del Vangelo secondo Marco: i poveri li avete sempre con voi. E d'altro canto, se togliamo i poveri dal Vangelo, che cosa ci rimane? Neppure Gesù, che non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo. C'è fuor di dubbio una povertà, indigenza, che è il risultato di ingiustizie e prevaricazioni, che vanno mascherate e denunciate. E c'è anche una povertà che ha a che fare con la prima delle beatitudini: beati coloro che hanno uno spirito da poveri. Ed è questo il primo augurio che voglio fare, che tutti possiamo coltivare e custodire uno spirito da poveri. Solo così sapremo riconoscere il povero oltre l'elemosina e dentro la condivisione. Rubo dal messaggio di Papa Francesco: ci sono molte povertà dei ricchi che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei poveri, se solo si incontrassero e conoscessero. Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé nella reciprocità. Si tratta di fratelli e sorelle più fragili, a cui camminare accanto, non guardandoli dall'alto, ma guardandosi negli occhi. Abbiamo molto da imparare dai loro occhi. Ed è il secondo augurio: andiamo a scuola dai poveri, ci ritroveremo ad imparare il punto di vista di Dio. Mi piace ricordare un tratto di dialogo dall'avventura di un povero cristiano di Silone. Il messo presenta fra Pietro un cavallo e questi gentilmente lo rifiuta dicendo: se cominciassi a prediligere il cavallo all'asino, finirei col pensare e sentire come quelli che vanno a cavallo. Ci insegna ancora Francesco: i poveri non possono essere solo coloro che ricevono, devono essere messi nella condizione di poter dare, perché sanno bene come corrispondere. Quanti esempi di condivisione sotto i nostri occhi! I poveri ci insegnano spesso la solidarietà e la condivisione. È vero, sono persone a cui manca qualcosa, spesso manca loro molto e perfino il necessario, ma non mancano di tutto, perché conservano la dignità di figli di Dio che niente e nessuno può loro togliere. Certo, di fronte alla indigenza servono aiuti concreti, soldi, ma ancora prima urge il riconoscimento della dignità di uomini e donne, figli e figlie di Dio, con nomi e storie uniche e irripetibili. I poveri sono sempre con noi. E sempre ieri, 14 novembre, la giornata mondiale del diabete istituita dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, appuntamento tematico anche ad Agrigento. Vediamo. In occasione della giornata mondiale del diabete del 14 novembre, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi è stato presente all'interno dello stand messo a disposizione dalla direzione del centro commerciale a Villa Seta per effettuare lo screening gratuito del diabete
L'iniziativa è stata portata avanti grazie all'impegno del dottor Tito Condello e Lillo Capistagno, alla presenza degli alunni dell'Istituto Enogastronomico Gallo di Agrigento, a quelli dei soci tutti del club, con in testa il presidente Susi Iaconi e il segretario avvocato Gaetano Salemi. Durante l'attività sociale sono stati 215 le persone con un'età compresa tra i 12 e i 90 anni che hanno eseguito lo screening e che hanno così potuto constatare il loro livello di iperglicemia nel sangue, che può portare a complicanze acute e croniche o al rischio addirittura di malattie cardiovascolari. Sì, buongiorno a tutti. Oggi giornata mondiale del diabete, 14 novembre, ci troviamo in una postazione straordinaria che è quella del centro commerciale Agrigento Valle dei Templi. Siamo qua a proporre lo screening gratuito per il diabete in una location straordinaria che ci è stata fornita ovviamente dallo stesso centro grazie ad un protocollo d'intesa. Oggi è una giornata particolare perché al di là di quelle che sono le sinergie che si sono messe in gioco tra il centro commerciale e il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, abbiamo anche la partecipazione di alcuni alunni della Niccolò Gallo, l'istituto statale superiore di istruzione superiore, che con la loro azione stanno coinvolgendo tutti coloro che possono essere interessati allo screening. Sicuramente siamo appena all'inizio, i fruitori sono parecchi e l'esperienza è davvero straordinaria, e intanto per il valore che può assumere la proposta di uno screening, che ha un valore eccezionale per la salute, quando la prevenzione deve essere una delle cose più importanti che ciascun cittadino, ciascun soggetto deve comunque anteporre per qualsiasi cosa, perché la salute è innanzitutto. Io ritengo che questo tipo di attività, questo tipo di service che noi proponiamo sia molto utile alla comunità, e comunque questo è il primo di una lunga serie, perché andando avanti nel tempo ne proporremo altri. È estremamente importante lo screening che il Lion Club ha organizzato, lo screening del diabete, in quanto permette alle persone che magari non sono consapevoli di avere una glicemia alterata di poter adoperarsi e fare quando è necessario per entrare in protezione, quindi parlando con il medico curante, avviando ulteriori accertamenti, facendo una dieta e soprattutto intensificando l'attività fisica. Quindi voi riscontrate qui immediatamente un valore che un cittadino ha, e da lì scatta il campanello d'allarme. Diciamo che è solo una spia, un campanello d'allarme che apre le porte a accertamenti sicuramente più specifici. Oggi, visto che la nostra scuola si occupa sia di alimentazione, visto che abbiamo il peritagrario, sia dell'alberghiero per quanto riguarda cucina, abbiamo fatto questa collaborazione in modo da simulare alle persone ad un corretto stile alimentare e nel contempo verificare l'eventuale problematica relativa alla glicemia delle persone, e quindi intervenire per tempo, perché ovviamente prevenire è meglio che curare. Qua ci sono diversi dottori specialisti in questo settore, e quindi stanno contribuendo a dare informazioni mirate, specifiche alle persone che ovviamente non sanno di avere la glicemia, perché questo è un problema subito, non dà sintomatologia, non dà nulla, e quindi facendo lo screening si rendono conto se effettivamente hanno problemi o meno relativi alla glicemia del sangue, e quindi intervenire dal punto di vista, come dire, medico e alimentare. Ci spostiamo adesso a Realmonte per parlare di riqualificazione urbana. Il nostro direttore Arturo Cantella. Siamo a Realmonte con il sindaco Sabrina Lattuca, che nell'ambito di Carricacina Agrega ci vuole dare delle spiegazioni in merito anche a questa piazza dove ci troviamo qui nel centro di Realmonte. Sì. L'obiettivo di questa amministrazione è quello di mettere a punto la programmazione, e quindi Carricacina Agrega con riguardo alle attività natalizie, ma anche quello di riqualificare intere aree urbane.
L'intervento che vedete qua è iniziato a settembre, lo scopo è quello di riqualificare la villetta comunale caratterizzandola con elementi siculi che richiamano le nostre tradizioni, nonché con la sostituzione di alcune piante con piante autoctone. Dicevo che il cantiere è partito a settembre. Grazie a questo intervento abbiamo scoperto che sotto la vecchia fontana vi era una perdita idrica che metteva in pericolo i fruitori, quindi abbiamo proceduto alla sistemazione del sottosuolo, al ripristino, al consolidamento e adesso possiamo riprendere con la realizzazione della nuova villetta. Siamo nella piazza Poggio Africano, altra zona dove è previsto l'intervento di riqualificazione urbana. Sì, questa è l'altra piazzetta che intendiamo riqualificare. È un'altra terrazza sul Mediterraneo, ha una vista meravigliosa e ancora una volta anche su quest'area si vuole con degli elementi di arredo urbano, con una trama diversa, ripristinando dal punto di vista idrogeologico l'area, si vuole caratterizzare il territorio, quindi Poggio Africano, la via che vedete che è via San Martino. Siamo presso la piazza centrale di Realmonte dove sarà oggetto anche di riqualificazione urbana. Sì, siamo in attesa del collaudo, quindi un intervento è stato fatto già dalla precedente amministrazione di cui io ho fatto parte, adesso l'amministrazione che rappresento ha pensato dopo il collaudo di installare degli elementi di arredo urbano in linea con gli elementi pensati da una squadra di tecnici e di creativi alla villetta comunale e alla villetta Poggio Africano. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di caratterizzare il comune di Realmonte attraverso la propria tradizione. Noi abbiamo dei sapori, noi abbiamo dei colori che sono siculi, abbiamo dei materiali utilizzati che verranno rivisitati, quindi le nostre tradizioni riviste in chiave moderna ma che caratterizzino il territorio di Realmonte. Un ultimo intervento di riqualificazione urbana, sindaco, riguarderà il teatro Costa Bianca. Sì, non solo in verità, abbiamo già dei progetti esecutivi, uno dei quali riguarda appunto il Teatro Costa Bianca, verrà ripristinata la regia in metallo eccetera, anche l'area contigua. Un altro progetto esecutivo è invece un progetto GAL attraverso cui ripristineremo delle aree con le piante autoctone, i giardini e allocheremo una struttura working, cioè munita di wifi eccetera, che darà la possibilità alla gente di fermarsi, di lavorare, di ristorarsi. Un altro progetto che non è ancora nella fase esecutiva ma il progetto è stato definito e sarà oggetto di richiesta di finanziamento riguarda la caserma, il nostro presidio di legalità che è proprio su questa via Venezia, è una grande struttura che ci consentirà di avere un presidio importante di legalità con maggiore unità e un prolungamento dell'orario di lavoro. Inoltre ci sono altri progetti che riguardano la manutenzione di alcune arterie stradali e sotto questo profilo ci siamo concentrati in arterie turistiche quali Giallonardo, Pietre Cadute e anche Scavuzzo dall'altra parte, quindi una serie di progetti che sono stati illustrati da me in consiglio comunale attraverso la relazione annuale che hanno lo scopo di riqualificare l'intero territorio da un lato e di caratterizzarlo dall'altro, quindi Realmonte non è solo Scala dei Turchi, l'ho detto più volte, che è un grandissimo attrattore, che è l'emblema di una Sicilia bella, pulita. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Presentato sabato scorso al Museo Archeologico Griffo di Agrigento il libro di Rita Capodicasa, La sagra del Signore della Nave, da Luigi Pirandello a Michele Lizzi, il servizio di Giovanna Neri. Ad Agrigento per ricordare la figura di Michele Lizzi, compositore della nostra terra.
Sì, Michele Lizzi ha studiato a Santa Cecilia e quindi noi oggi abbiamo partecipato a questa bellissima iniziativa per ricostruire insieme a illustri colleghi e studiosi la figura di questo compositore che ha avuto anche un momento di grande formazione culturale presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Beh, Michele Lizzi è stato un maestro del Novecento che ha colto l'essenza della contemporaneità proprio etnea, fondendo un proprio stile ed essendo riconosciuto anche per quello, aveva avuto relazioni con Roma, anche istituzionali, ma non soltanto, era stato riconosciuto dagli editori di Milano, quale la Curci, per cui molti lavori erano stati. Quindi è stato un uomo di grande spessore che ha portato il nome della Sicilia in alto. La sua Acra Grass è veramente è una presenza nella sua musica e nel suo pensiero. È stata una bellissima serata avere con noi questo parterre di classe, il professore Marcellino, Dino Canisi, quindi praticamente Mario Calisi da Milano, da Roma, passando da Roma fino a Palermo. Michele Lizzi è rinato, proprio l'abbiamo riesumato dalla polvere dopo 50 anni, la sagra è stata festeggiata oggi, siamo proprio a 2 passi dalla chiesa di San Nicola, dove si svolgeva la festa, quindi non ci poteva essere il luogo più adatto per assurgere veramente a questo climax finale. Abbiamo festeggiato in bellezza grazie a Gaspare Agnello, quanti hanno collaborato, gli sponsor, non abbiamo il tempo di nominarli tutti, e speriamo ci sia il premio Lizzi seconda edizione, perché il primo l'abbiamo dato al maestro Nereo Dani. Qual è il suo rapporto con la sagra del Signore della Nave? Io ho avuto la fortuna nel 96 di recitare con il Piccolo Teatro all'interno della settimana pirandelliana la parte del Norcino, quello che porta in processione la testa del porco in maniera proprio dissacrante, in contrapposizione alla processione invece sacra con il crocifisso e tutti i poveri disgraziati pescatori che vanno dietro a questo Cristo per chiedere miracoli. E devo dire che allora diciamo Agrigento riusciva a esportare Pirandello, no? Oggi per fortuna abbiamo portato ad Agrigento qualcuno che invece studia Pirandello come stimolatore di partiture, di libretti di opera lirica. Lizzi, un grande musicista, ho scoperto, insomma, anche da musicista, quanto sia importante questa ambivalenza, questa doppia visione, no? Sacra e profana, di quanto sia importante anche il testo e il sottotesto, così come dicevano nell'ambito della conversazione prima, per cui in Lizzi c'è un suono di campana che recupera tutti gli altri suoni, i suoni derivati, e così il testo di Pirandello. Credo che sia una bellissima, straordinaria riunione di geni. Adesso siamo allo sport, partiamo dal calcio e dai risultati della 10ª giornata di Eccellenza. Carmelo Lentini. Un'altra occasione persa, ma non certo per demerito dell'Acragas. La squadra vista Miss Mary ha lottato a denti stretti, ha subito un gol su calcio di rigore che probabilmente non c'era e poi, dopo aver raggiunto il pari con Majorano, ha ripetutamente mancato la rete del successo, grazie principalmente alla giornata di grazia del portiere avversario Zummo. Un pari che sta stretto ai ragazzi di Anastasi, che ha giocato a viso aperto e senza sbavature. Purtroppo, come è successo a Castellammare e a Marsala, anche stavolta la squadra rimane in forte credito con la fortuna. La gara inizia sotto i buoni auspici per l'Acragas, che già al 12° colpiva il palo della porta avversaria con Punzi. Poi l'episodio che dà una prima svolta alla partita. Cerniglia si presenta in velocità in area biancazzurra, il portiere Di Carlo
esce sui piedi dell'attaccante che cade. L'arbitro non ha dubbi e punisce l'episodio assegnando il calcio di rigore. Dal dischetto lo specialista Conciati, tra l'altro anche un ex, con un cucchiaio beffa Di Carlo. La reazione dell'Agragas è forte e dopo un paio di minuti sfiora il pari con l'incornata di Tuniz sugli sviluppi di un corner. La rete è solo rimandata di qualche istante ed arriva proprio al 31esimo con Majorano, abile con un forte diagonale a centrare l'angolo basso della porta difesa da Zummo. Si susseguono un paio di infortuni in casa biancazzurri e che costringono il tecnico Anastasi ad altrettante sostituzioni. Nel secondo tempo l'Agragas insiste per ottenere i 3 punti in palio, ma sale in cattedra il portiere Zummo, che in almeno 3 occasioni salva la propria rete dalla capitolazione. La compagine del Temple rimane al secondo posto e domenica arriva all'Esseneto il derby con il capolista Canicattì, avanti da questa sera di ben 3 punti. Per quanto riguarda gli altri risultati, prodezza esterna dell'Unitas Sciacca, che a Castellammare piega i padroni di casa grazie alle reti di Peppe Sant'Angelo e Galluzzo. 3 punti importanti che proiettano la squadra saccense in una zona medio-alta di classifica generale. Male invece il Pro Favara, che sul proprio campo conosce l'onda della sconfitta ad opera di una Mazzarese molto ma molto cinica. Vittoria salutare invece per il Canicattì di Bonfatto, che liquida la pratica Parmonval grazie alle reti di Matera, Iezzi e Bionto. Al Casteltermini non porta fortuna invece il cambio di allenatore. La compagine granata perde pesantemente sul proprio campo con un perentorio 0-4 ad opera di una Nissa che ha in Retucci il proprio faro. Cambia la classifica con il Canicattì che si conferma leader della classifica e con 3 punti di vantaggio sulle seconde che da questa sera sono Agragas, Nissa e Mazzarese. Questi risultati: Casteltermini Nissa 0-4, Monreale Marineo 1-0, Pro Favara Mazzarese 0-1, Canicattì Parmonval 3-0. Questa gara è stata giocata a Campofranco, Castellammare Sciacca 1-2 e Misilmeri Agragas 1-1. Abbiamo fatto una gran partita, il rammarico è proprio questo, però dall'altro lato sono contento perché fin quando giochi in questa maniera vuol dire che la squadra c'è, è viva e quindi adesso penseremo alla partita di Canicattini. È mancato oggi solamente il gol, ottima prestazione del collettivo, un Agragas che adesso si prepara alla sfida contro il Canicattì. No, ma questa qua oramai penso che è una prerogativa dell'Agragas. Io penso che fino ad oggi abbiamo sbagliato ben poche partite, adesso è naturale, dobbiamo pensare alla partita del Canicattini che è una partita difficilissima dove loro hanno una continuità di risultati importanti e va affrontata nel modo giusto. Non dobbiamo sfasciarci la testa perché il campionato è abbastanza lungo, quindi oramai dobbiamo essere anche coscienti delle nostre forze. Dalla panchina come hai visto l'azione del rigore del Misilmeri? Guarda, io non parlo mai degli arbitri, non mi interessa, però io l'ho rivisto adesso a fine partita. Voi sapete benissimo che non è rigore, però oramai è così, non gli puoi dire niente. La cosa che mi lascia un attimino rammaricato di questo rigore non è neanche il fatto perché uno può sbagliare, si è umani e si sbaglia. Il problema è che sono permalosi, non gli si può dire niente all'arbitro. Quanto a fine partita ricevi i complimenti dell'allenatore avversario è già una gran bella cosa, però con i complimenti si fanno pochi punti, però al di là di tutto penso che avete visto tutti che è stata una grande Agragas, abbiamo dettato legge per tutti i 95 minuti, non abbiamo subito un tiro in porta se non un rigore che ha visto solo l'arbitro e poi grandi parate di Zummo. Però il risultato alla fine dice 1-1. Prepareremo già da martedì la gara con il Canicattì, per noi sarà una gara come tutte le altre da affrontare come abbiamo affrontato tutte le altre, tutti gli altri avversari. Sono rammaricato perché penso che oggi abbiamo perso 2 elementi importanti come Treppiedi e Punzi, speriamo che gli esami ci daranno un po' di conforto, ma io penso che li abbiamo persi almeno per 2 settimane. E adesso ancora calcio, ma parliamo delle categorie minori. Carmelo Lentini.
Nel girone A di promozione il Raffadali cade sul campo della Folgora di Castelvetrano a conclusione di una gara molto ma molto dura. I locali rossoneri sbloccano infatti il risultato per un malaugurato autogol raffadalese, poi la reazione della squadra ospite, ma oggi non era affatto una giornata favorevole per i ragazzi del Raffadali. Male il Camarat di Mimmo Bellomo che non riesce a superare il fanalino di coda a Castelbuono. Domenica prossima il Raffadali ospita il Forte Alcamo, mentre il Camarat sarà ospite del Carini. Scendendo di categoria nel girone B di prima, cade tra le mura amiche l'Empedoclina ad opera di un Atletico Favara che ha rifilato 4 reti con Bunone, Bonaffino, Chianetta e Fanara. Per il Granata le 2 segnature sono state di Lopresti e Pagano. Brutta giornata anche per le altre agrigentine. Il Ravanusa soccombe in casa per 1-6 contro l'Aspra, mentre il Gemene cede 4-0 sul campo della Sommateniese. In seconda categoria il Campobello Delicata si impone sul Mux per 5-1, mentre la Virtus Favara espugna il campo della Mazzarinese per 2-3. Nel girone A l'Alessandria della Rocca con un gol di Greco Ferlisi espugna il campo della Belsitana e si posiziona al secondo posto con 13 punti ad appena 3 punti dalla capolista margaritese. Va sottolineato però che l'Alessandria della Rocca deve recuperare ancora una gara. Basket, campionato di Serie B, quarta vittoria consecutiva per la Fortitudo Basket Agrigento che al Palamoncada di Porto Empedocle ha battuto 72-56 l'Avellino. Vediamo. Coach, Avellino ha cambiato allenatore da pochi giorni, quindi questa poteva essere un'incognita per la Fortitudo Agrigento, invece subito è partita forte, ha tenuto bene tutta la partita ed è arrivata la quarta vittoria di fila, una vittoria importante. Sì, siamo contenti perché affrontavamo una squadra che arrivava qui dopo il cambio di allenatore, il coach Benedetto aveva fatto la partita precedente ma era arrivato da pochi giorni, quindi ci aspettavamo che oggi avessero qualche cosa in più nel loro repertorio e onestamente ci aspettavamo una partita in cui loro avevano urgenza di vincere per togliersi da questo periodo nero, hanno qualità, hanno giocatori esperti per questo campionato, giocatori duttili, quindi non era una partita che semplice né da preparare né da affrontare, onestamente l'abbiamo preparata durante la settimana con l'atteggiamento giusto e l'abbiamo approcciata molto bene perché dal punto di vista difensivo abbiamo fatto una prova importante e abbastanza costante sicuramente nei primi 35 minuti, questo ci ha permesso di tenere sempre in mano il ritmo e l'iniziativa della gara. Oggi abbiamo visto sia i senatori che i ragazzi avere una grinta ulteriore anche rispetto alle altre partite. Si può dire che lo spirito di squadra e l'atteggiamento siano stati gli aspetti più positivi di questo match? Ma io credo che questa è una squadra che finora ha avuto sempre un atteggiamento aggressivo. Come detto nelle scorse settimane stiamo lavorando ancora per costruire la nostra identità, sicuramente dal punto di vista difensivo abbiamo avuto un impatto importante nelle ultime partite, in quella di stasera ultima, ma l'atteggiamento e l'aggressività è sempre stata un qualche cosa da cui vogliamo partire, per cui stasera credo non sia stato molto differente rispetto alle partite precedenti. Sicuramente stasera i ragazzi, la partita ci ha permesso poi di dargli più spazio e hanno dimostrato comunque per larghi tratti di avere avuto l'atteggiamento giusto, l'aggressività giusta. Dobbiamo continuare a investire su questo aspetto perché sicuramente se vogliamo riuscire ad essere costanti il nostro marchio di fabbrica deve rimanere la difesa, quindi da questo punto di vista vogliamo continuare a lavorare, vogliamo continuare a crescere, non siamo ancora soddisfatti del tutto di quello che stiamo facendo, vogliamo avere un impatto ancora maggiore, lo vogliamo avere per tutti i 40 minuti. Adesso un'altra partita in trasferta, quanto è importante trovare la continuità nei risultati in trasferta? Ma è importante per noi trovare la continuità in generale, poi sicuramente in trasferta è più difficile perché andiamo a giocare in dei campi difficoltosi, sicuramente la prossima settimana a Reggio Calabria affrontiamo una squadra
sicuramente molto pericolose in un campo difficile da affrontare. Andiamo, come detto le scorse settimane, ad affrontare la partita senza guardare troppo avanti, cerchiamo di prepararla al meglio, cerchiamo di arrivare alla partita, speriamo di recuperare, contiamo di recuperare anche Cosimo che oggi, ancora oggi non era nelle rotazioni, così da riuscire a poter alzare ulteriormente l'intensità. Però vogliamo trovare continuità, poi come già detto vogliamo guardare partita dopo partita quello che è il nostro percorso, perché sicuramente questo aspetto qua ci aiuta a fare attenzione ai piccoli dettagli senza dover guardare troppo oltre, senza guardare la classifica troppo spesso. Vogliamo cercare di conquistarci quarto dopo quarto tutte le partite che abbiamo di fronte. La partita di Reggio Calabria, la prossima, guardiamo a quella e cercheremo di prepararci al meglio durante la settimana. 72-56 arriva la quarta vittoria di fila, quanto è importante questa vittoria? Credo che è stata una partita molto importante, abbiamo preparato tutta la settimana molto bene e anche dico che tutti gli allenamenti che abbiamo fatto e preparare sulla partita è tutto il lavoro meritato, diciamo così. Hai fatto una grande prestazione, quanto sei soddisfatto? Io sono molto soddisfatto della mia partita, però anche dei miei compagni che mi fidavano, mi hanno passato la palla e mi sono divertito tanto in campo e ho sentito molto bene in campo. Partita dopo partita la Fortitudo sta acquisendo sempre più sicurezza nei propri mezzi, quanto sta crescendo questa squadra? Molto, anche perché magari all'inizio dell'anno era un po' più difficile, nuova squadra, nuovi compagni e posso dire che adesso stiamo crescendo tutti insieme e abbiamo fatto fino adesso secondo me un gran lavoro. Adesso un'altra partita in trasferta, quanto è importante avere continuità nelle vittorie in trasferta? Ma sempre è importante anche perché vogliamo sicuramente vincere anche la prossima partita e vincere tutte, quindi secondo me è molto molto importante. Dove è stata oggi il più forte la partita? Secondo me è stata all'inizio, perché abbiamo giocato molto bene all'inizio, abbiamo passato bene la palla e da lì anche cresciuto di quasi più 20, quindi secondo me all'inizio, i primi 2 quarti. Volley Serie A2 femminile, la pallavolo Aragona è stata sconfitta in casa dal Brescia. Vediamo. Michela Negri, avete sfiorato l'impresa contro la corazzata Brescia, avanti 2-7-0, poi la rimonta, la vittoria della squadra ospite. Sì, allora, devo dire siamo partite un po' giù di morale perché sapevamo che comunque sarebbe stata una partita molto difficile, soprattutto con una squadra che comunque è di altissimo livello, è seconda in classifica e ha delle giocatrici veramente molto forti, di esperienza. Noi siamo riuscite però a portare a casa un punto, io sono molto contenta della prestazione che abbiamo fatto, purtroppo negli altri 2 set, nel terzo quarto set avremmo potuto dare qualcosa di più e riuscire a chiudere la partita prima, ma forse abbiamo calato un po' l'attenzione, abbiamo preso un po' troppi palloni, ricezione difesa, però sono comunque contenta che siamo riusciti a portare a casa questo importante punto. Quanto è importante questa prestazione nonostante le defezioni, le tante assenze per infortunio? Penso sia importantissima perché, come dicevo prima, siamo in una situazione critica, abbiamo tante ragazze che stanno recuperando adesso e questa partita forse è stata di aiuto anche di allenamento per le ragazze che appunto stanno pian piano rientrando in campo, quindi sono contenta. Adesso si va a Sassuolo mercoledì per portare a casa un importante risultato. Sì, noi a Sassuolo cercheremo di dare il massimo. È una partita giocabilissima, possiamo sicuramente vincere e come dobbiamo fare in tutte le partite metterci grinta, tantissima determinazione e entrare cattive come siamo entrate oggi nei primi 2 set. Sassuolo ha vinto 3-1. Contro Busto, sì. Ha fatto una bellissima prestazione penso perché anche Busto è un'altra squadra di livello con giocatrici di esperienza, quindi ce la giocheremo. Pubblico stasera numeroso e caloroso. Sì, stasera c'era veramente tantissimo pubblico, secondo me ci è servito moltissimo durante la partita perché ci ha tirato un po' sul morale e sentivamo tutta l'atmosfera forte e calorosa di Aragona. Cosa è mancato per chiuderla? Probabilmente mancata determinazione su alcuni palloni, avremmo potuto cercare di gestire meglio alcune palle in attacco
e sicuramente anche in muro difesa cercare di dare qualcosa in più per chiudere la partita prima. Coach Beltrami, una vittoria sudata ma alla fine meritata in rimonta in casa della SEAP Dalle Cardille-Aragona. Sì, per come si era messa un mezzo miracolo, è vero, siamo una squadra super quotata, arriviamo da un periodo difficile, oggi non avevamo posti 4 praticamente, ho provato con Tanase ma non ce la faceva, è stato un rischio che probabilmente non dovevo neanche correre e bene la risposta un po' tardiva dopo di tutto il gruppo su alcune situazioni. Mi sa che sul lato infortuni siamo un po' alla pari da un certo punto di vista con Aragona, ho visto molte defezioni anche per loro, però complimenti per i primi 2 set, complimenti per dopo perché comunque penso che noi abbiamo sistemato molto del nostro gioco e loro sono stati sempre attaccati a noi, molto bravi e sono contento perché è vero che siamo una squadra forte, ce lo dicono tutti, dobbiamo dimostrarlo prima di prenderci questo nome. Siamo una squadra molto giovane e si vede tanto, si è visto domenica scorsa una partita con tanta pressione e questo sabato siamo ripartiti nello stesso modo. Ero molto preoccupato perché l'ho vista in settimana spaventatissime dopo la sconfitta e ci siamo già dimenticati che ne avevamo 25 di fila. Poi dopo un po' ci siamo ricordati che possiamo fare delle cose belline, quindi bene perché vincere fa sempre bene. Giovani, ma l'avete vinta d'esperienza? L'abbiamo vinta facendo cose che sappiamo fare e che poi probabilmente vengono con l'esperienza. All'inizio ci siamo intestarditi su voler spaccare il mondo in battuta, abbiamo fatto tantissimi errori, cioè sono troppi. Penso che alla fine tra muri, solo in attacco, tra muri e errori nostri abbiamo fatto 30 punti per Aragona e in una partita, nell'economia di una partita sono troppi, dobbiamo portare più pazienza. I nostri giocatori esperti, Bianchini si vede, cambia colpi, sbaglia meno, prende meno muri e più attenta. Le altre stanno facendo questo percorso, ogni tanto funziona, grazie al cielo ha funzionato per un'ora e mezza dal secondo set in poi, all'inizio non bene, però sì. Una trasferta lunga, la più lunga della stagione, pesa? Sì, più che questa secondo me è pesata settimana scorsa perché quando siamo venuti a Marsala mercoledì c'era il vento all'aeroporto di Palermo e siamo posti di partire alle 9 di sera, siamo partiti a mezzogiorno il giorno dopo dormendo in aeroporto, dormendo un po' in aeroporto e ci stiamo trascinando dietro questa stanchezza. Adesso stanotte ci trasferiamo direttamente in aeroporto, però abbiamo 2 giorni liberi, grazie al cielo, perché dobbiamo anche recuperare un po' l'energia. Aragona vi ha sorpreso nei primi 2 set, in che cosa? Sapevamo che battevano bene, che battono bene, lo fanno veramente con tutti, hanno battuto tanto bene cambiando il ritmo della battuta e ci ha messo in grossa difficoltà. Noi siamo abituati a riuscire a giocare veloce e non riuscivamo e hanno sprecato pochissimo, hanno aspettato che noi sbagliassimo, è stata una mossa furbissima, un po' stupidi di noi a cascarci, dobbiamo imparare da queste cose. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.